Ma fare sporo ste buste. Vediamo che non ce l'hai. Che non c'è. Vediamo. Ah, qua c'è, meno male, va. Ora posso ste cose, c'è che non da terrazza, e c'è rugno do papagno in da testa. Anche che studiare se stai nicchio sole. Minchia, manco tempo in trasera, oh. Vediamo con io il telefono. Pronto? Chi parla? Cavaliere Moschitta. Ah, cavaliere, carissimo, con l'onore, come sta? Bene, bene, mi fa piacere. Come sta mia moglie? Bene. Ora ha nisciuto, no, non c'è a casa qua. Ma che fondo che si raccoglie? Ma quale piacere, cavaliere? Come? Ah, se chiama a mare quest'anno? Certo che ci siamo. Solo che vanno non ne pigliamo cabina. E manco il bungolo. Perché mi ho accattato da nicchia di terreno per anno fra di noi. Da così non combattiamo con nudo, va. Sì. E mi ho accattato anche una macchinetta. Ci pigliai uterno? No, cavaliere. Mi hanno arrivati i soldi, quelle dove lavoravo io, a Ricciati della ditta, no? Dove travagliavo. Prima, E l'abbiamo spenduti, no? Cavaliere, non c'è bisogno che ce lo dico, no? Quando vuole venire, io avevo voglia. Qua non è saputo nulla, vanno, ci può contare. E poi, sai, adesso nel terreno c'ho che è andato le roccole, le pipe, i bastardi, le cipude, le cavole. Insomma, mi sono avviato nel giardinaggio. E poi alla sera ne ricreiamo, abbiamo il seggio della biscola pazza. Insomma, spaghettate, cozzole, pisce non mancano mai. Come? Ah, un mare com'è? Cavaliere, qua c'è il mare che è una meraviglia. Lei si deve furare che io mi ho fatto due cose, quello che pigliamo le cozzole, no? E su sape quando vaccarelli stiamo cogliendo avanno, che non me ne posso manco mangiare noi stessi, va, acceleriamo a tutte le cristiane, che proprio stanno addobbando queste vaccarelle. Magari a lei poi ci rogno, certo. Cavaliere, comunque mi raccomando, non c'è bisogno che ci dico, ora lei si piglia la pinna e si scrive l'indirizzo. Lava la pinna dopo. Allora, via delle Cozzole 35. Dove c'è il paradiso dell'arancia, lo sa? Di già attraversa. No, che davanti non spunta, quella prima. Un attimino che stanno topoleando, un attimino, ragione, mi scusi, cavaliere. Curiamo qui, Buongiorno, famiglia Nino Lattuca. Buongiorno, a Sevilla. Siamo venuti per tagliare il telefono. Come, un telefono? Sì, lei ha 3 bollette da pagare. Ma non è possibile. E noi lo dobbiamo staccare, mi dispiace. Momento, c'hai un cavaliere in linea? Io tasse fuori, che vuole che ci dico? Ma guarda che è vero, va. Ma chiedo scusa, poi ce lo attaccano un'altra volta, poi, no? Certo, come lei rubava? Supava più davvero? Va bene, allora un attimino. Cavaliere, mi scusi se l'ho lasciato nel telefono. Comunque, siccome c'è la signora che sta presso di me, deve farci una telefonata urgente. Un signaro. Mi dispiace, cavaliere, che dobbiamo interrompere questa bella conversazione. Usate come sono fatti i vicini di casa, comunque. Allora, che fa? L'aspetta a mare? Che dici? Ah, mi vuole telefonare dopo che telefona la signora? No, cavaliere, non si scomodi. Tanto ora sto niscendo. Andiamo un segnale. Comunque ci sentiamo. L'aspetto, O segue, cavaliere. Lo posso tagliare? Che lungo stavo, ciao. Lo posso tagliare? Avanti, ora lo potete tagliare. E ve lo vado pensiero così. E mi dispiace. Vediamo quando finiscono tutte queste guai, che devo fare io? Quando è che non dà razza che c'è un papà e mio figlio, vediamo così ci faccio vedere una andisa.